Coach Ferrari, è stata una partita dai più volti, si può dire, come la vogliamo riassumere? Ma la realtà è che Montecatini ha vinto meritatamente, ha giocato una partita complessivamente molto più dura di noi, molto più intensa, noi siamo andati a sprazzi, bravi 2 volte a ricucire, ma il totale della partita dice che Montecatini ha vinto meritatamente. Complice anche la loro fisicità, molto forti sui rimbalzi, in particolare sui tiri da tre. Beh, in assoluto la parte iniziale è stata che ci ha fatto tantissimi canestri dentro l'area, preso rimbalzi, le cose che ci avevano fatto male in gara 1, alle quali avevamo avviato in gara 2, si sono ripresentate in gara 3. E loro sono sembrati da un punto di vista mentale un po' più pronti nella continuità della partita. Questa è una cosa di cui io mi assumo la responsabilità e questa è la cosa che un pochino dispiace, però non è mancata la voglia di provare a fare le cose, è mancata la qualità nel fare le cose e l'indirizzo continuativo nel fare le cose. Però ci sono stati dei momenti in cui siete riusciti a riprendere la partita e a portarvi anche in vantaggio, anche se poi il risultato è quello che è, il risultato finale intendo dire. Che è poi quello che conta. Adesso la partita, ripeto, è andata a sprazzi, avremmo potuto anche fare meglio, però è il risultato che conta. Comunque, ripeto, non sono mai preoccupato, sono arrabbiato, a volte mi arrabbio, adesso sono molto arrabbiato, ma non sono preoccupato, ci sono ancora altre partite e noi siamo ancora in grado di ribaltare la situazione. A cominciare da domenica, insomma, avete poco tempo per prepararvi, come si recupera dopo così poco tempo, dal punto di vista non solo fisico ma anche mentale? Ci si riposa, ci si guarda in faccia e si decide che non ci piace perdere e che faremo tutto il possibile per evitare di perdere.